che mi combina il Milan? Cosa combina il Milan? Ma come entrano in campo in quel modo? Non ci hanno capito niente. Ieri sera non ci hanno capito nulla. Almeno per 15-20 minuti non ci hanno capito nulla. Sono stati storditi, hanno preso 2 legnate ed è finita la partita. Io pensavo che fosse stata una partita più combattuta, che almeno avrebbe impensierito l'Inter, e invece poi scendono in campo e succede questo. L'hanno fatta facile, troppo facile. Ma tutta la squadra sbagli, passaggi sbagliati a 2 metri. Irriconoscibile. Madonna mia, che partita! Che ti va a fare il Milan, ragazzi? Che partita che va a fare il Milan! Niente, non ci hanno capito niente. È iniziata 1-2, colpiti nel sonno. Vabbè, ancora c'è il ritorno. È dura, però questa squadra è dura così, con questa mentalità non è semplice davvero. È andata così. Stasera gioca la Juve e Juventus Siviglia. Speriamo bene. Il mister Allegri dice che stanno tutti bene, quindi sta a lui decidere quale formazione mettere in campo. Speriamo che sia una formazione offensiva e cerchi di creare gioco e affronti la partita a viso aperto, quantomeno come la partita con l'Atalanta non sarebbe male. Ma se mister Allegri ha in testa di salvaguardare il risultato e aspettare l'avversario, non la vedo bene, non ci siamo. Ma io mi auguro che giochi il tridente, Vlahovic, Di Maria e Chiesa. Poi vabbè, ci sarà Quadrato, Kostic disponibile anche, a parte Bremer che ha un piccolo infortunio alla coscia. L'unico assente è Bremer, però Rugani sembra in gran forma. Speriamo Danilo che sia in serata e non faccia danni. E poi vabbè, centrocampo ci sarà Locatelli, Rabiot. Vediamo un po', che tanto Allegri fa sempre il misterioso queste formazioni, ne ha cambiate 100, almeno 100 quest'anno, quindi non è che abbiamo una base. Vediamo fino all'ultimo. È inutile parlare ora di formazioni con il mister Allegri, che poi fa sempre quello che dice lui. Io mi auguro solo che facciamo una partita a viso aperto e che giochiamo, perché la qualità ce l'abbiamo. In campo la qualità ce l'abbiamo. Se poi il mister gli lega le gambe, questo Halma un paio di palle, cerca di giocare e soprattutto di fare gol. Almeno dobbiamo andare in Spagna con 2 gol all'attivo, almeno. Bene, stasera
Si vedrà. Un in bocca al lupo alla Juve, ad Allegri e a tutti i tifosi juventini. Divertitevi e tifate Juve. Forza Juve fino alla fine, comunque vada.